Non ammazzare, disse il Dio del popolo ebreo sul Sinai. Ascoltate Adolf Hitler. Verrà il giorno in cui ai 10 comandamenti io opporrò la tavola di una nuova legge e la storia esalterà la nostra azione come la grande lotta per riscattare l'uomo dalla maledizione del Sinai. È appunto contro questa maledizione che noi combattiamo, contro il preteso principio morale secondo cui i deboli vanno protetti contro i forti. Noi difendiamo la legge immortale della lotta, la grande legge della natura contro i cosiddetti 10 comandamenti. Gerusalemme, 1961. Nella città santa si celebra un processo che ha appunto per tema l'urto di queste due dottrine, quella del diritto alla libertà di vivere di ogni individuo e quella del diritto del più forte. Nella casa del popolo, dietro il filo spinato, vigilato e protetto contro il furore della folla, un accusato aspetta la sua sentenza. L'accusato è un uomo che ha sempre operato nelle tenebre. Ora, per la prima volta, eccolo alla luce della ribalta. Nell'aula giudiziaria è installato un magnetofono e per la prima volta il mondo ascolta le posizioni di Adolf Eichmann sulla sua attività di perito del Terzo Reich per la questione ebraica. Ich will es zugeben, ich will es ohne weiteres zugeben. Aber jeder, der mich kannte, wusste ja schließlich endlich, wer ich bin. Ich war immer Dezernent gewesen im Amt 4B4 und ein Dezernent im Geheimstaatspolizeiamt. Der kann aus seinem Rahmen, in den er eingespannt ist. Non un uomo siede sul banco degli accusati di Gerusalemme, ma tutta un'epoca. Nel 1933 le truppe d'assalto di Hitler conquistano il potere. In nome di un ordine nuovo esse distruggono il vecchio. Meta finale, il dominio assoluto, prima sulla Germania, quindi sul mondo. Molti furono quelli che lo seguirono, inconsapevoli delle mire criminali del nuovo regime. Fra coloro che si piegarono ai voleri di Hitler, molti ve ne furono che, per la loro autorità, contribuirono a nascondere ai più il vero carattere del sistema, ad avere una fiducia cieca nell'autorità superiore. Al di sopra di loro sta un giudice supremo, un assassino che nessuno può chiamare a render conto delle sue malefatte. Appena Hitler sale al potere, egli intraprende la rieducazione della nazione. Il 16 luglio 1933 inaugura a Bernau la Reichsführerschule, in un edificio della vecchia federazione sindacale da lui schiacciata. Qualche mese più tardi inizia qui la sua formazione un giovane nazionalsocialista, Adolf Eichmann, appartenente alle SS. In quei giorni il Reichsführer Heinrich Himmler rivolgeva alle SS queste parole: noi siamo la spada della rivoluzione, siamo soldati e come soldati siamo convinti che l'avversario non potrà più nuocerci soltanto se distrutto. Appunto per questo siamo qui. Il nostro compito è quello di allenare il corpo e lo spirito, di scegliere il meglio nelle nostre file, di gareggiare nella cieca obbedienza, in una disciplina incondizionata, in uno spirito di corpo e una camerateria che non può capire chi non milita nelle nostre file, e infine in una fedeltà incrollabile, resistente a qualsiasi prova, anche quando la ragione tentasse di illuderci d'aver fatto abbastanza. Voi siete la Guardia Nera. Non smentite mai la fama che vi siete acquistati di essere i migliori camerati dell'SA, lo strumento più fidato del Führer e dell'organizzazione, il nemico più odiato e più temuto di tutti i nemici della Germania.
a poco Himmler diventa il capo supremo della polizia del Terzo Reich e fa delle SS uno Stato nello Stato. Il suo assistente Reinhard Heydrich organizza la Gestapo e il servizio di sicurezza, due temute organizzazioni poliziesche che agiscono liberamente al di fuori di ogni legge. Nel 1934 Adolf Eichmann inizia la sua carriera in seno a questa organizzazione. In breve egli diventa perito relatore per la questione ebraica al servizio di Heydrich. Egli è incaricato di raccogliere del materiale per i nemici degli ebrei. Nel 1937 il suo superiore Wislitzeny dichiara che Eichmann è ormai in possesso di una conoscenza profonda delle forme organizzative e del pensiero ebraico e che l'idea nazista lo guida in tutta la sua condotta. Gli ebrei sono pure un bersaglio propizio contro il quale Hitler e i suoi sgherri possono aizzare gli istinti delle masse. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügen mal gestoppt werden. Goebbels. Un giorno la nostra pazienza avrà fine e allora sapremo ridurre al silenzio questa razza sfacciata e petulante. Già 2 settimane dopo l'avvento al potere, i nazisti organizzano un boicottaggio contro gli ebrei. Così si iniziava la fine di un'epoca, l'atto finale di 1500 anni di storia degli ebrei in Germania. Già nell'anno 321 l'imperatore Costantino il Grande scriveva una lettera sugli ebrei di Colonia. Nella cronistoria della comunità ebraica di Coblenza, in cui si ricordano i martiri e i defunti, si parla nel 1349 dalla morte nera. Carlo V concesse nel 1552 dei privilegi agli ebrei di Worms. Il margravio Albrecht di Brandenburgo emanò nel 1666 un decreto che proteggeva gli ebrei. Nel 1790 gli ebrei di Francoforte abbandonarono i loro vicoli per poter assistere al corteo dell'incoronazione da posti a loro riservati. Un editto del 1812 regola lo stato degli ebrei in Prussia. Documenti inerenti alle onorificenze di guerra comprovano la partecipazione di ebrei alle guerre di liberazione tedesche del XIX secolo. Tutto ciò naturalmente veniva ignorato dalla propaganda nazista. Essa dipingeva gli ebrei come esseri velenosi e nello stesso tempo corrompeva l'infanzia scolastica con caricature odiose nei loro riguardi. Centinaia di migliaia di libri all'infanzia con illustrazioni e versi obbrobriosi contro gli ebrei dovevano inculcare nei giovani l'odio di razza. Chi avrà imparato che gli ebrei non sono uomini ma omuncoli ubbidirà senz'altro il giorno in cui verrà l'ordine di estirparli. Questa propaganda fa parte del sistema nazista. Tutto il popolo deve essere trasformato in una colonna che marcia all'insegna della fede hitleriana. Si comincia da bambini. Hitler dice: poi verrà una nuova gioventù tedesca. Sin dall'infanzia l'educhiamo per questo nuovo Stato. Da un film per la gioventù hitleriana. Ecco come un Lagerführer festeggia il suo compleanno. Das ist wirklich fundig von euch. Muss Bern. Wir gratulieren dir. Danke. Lagerführer, ich melde zu deinem Geburtstag die Nordkante des Zwölfers. Und das ist wohl von da droben? Jawohl! Kameraden, heute ist mein schönster Geburtstag. Ihr habt mir mit euren Geschenken eine ganz große Freude gemacht. Morgen machen wir noch eine schöne Tour und nachher lade ich euch alle zu einem fabelhaften Festessen ein. Heute gehen wir aber bald schlafen. Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und
wenn so dieser Knabe, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen. Questa gioventù impara unicamente a pensare da tedeschi, ad agire da tedeschi. A 10 anni questo ragazzo e questa ragazza entrano nella nostra organizzazione dove respirano un'aria nuova. Dopo 4 anni passano alla Hitlerjugend, dove rimangono per uno stesso periodo. Poi non li restituiamo ai nostri vecchi inventori di classi e di ceti sociali, ma li inseriamo subito nel partito o nel fronte del lavoro, nelle SA o nelle SS, nelle SKK, eccetera. E se dopo 1 anno e mezzo o 2 non sono ancora diventati completamente nazionalsocialisti, passano al servizio del lavoro, dove per 6-7 mesi la loro formazione nazista viene ulteriormente perfezionata. Tutti con un simbolo, la pala tedesca. La gioventù si lascia affascinare dalla allettante propaganda del Führer. Und allen geht das Herz über. So freut ihr euch. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. Was ihr hier in einem kleinen Voi ci riempite il cuore di gioia. Voi non sapete quanto vi ami il popolo tedesco. Quello che osserviamo in un piccolo settore e commuove i nostri cuori è la fanfara di una nuova Germania che si annuncia. La pala è diventata il simbolo di una nuova comunità. ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Herzdienstwaffen zur Meldung! Achtung! Abteilung 6, 310 mit 13114 beim Grabenbau. Danke. Alter! Alter! Und was dann nach 6 oder 7 Monaten noch an Klassenbewusstsein oder Standes... E se dopo 6 o 7 mesi dovesse sussistere ancora un po' di coscienza di classe o d'orgoglio di rango, la Wehrmacht si incarica di completare il trattamento per altri 2 anni. Quando ritornano dopo 2, 3 o 4 anni, per evitare qualsiasi ricaduta, li riassumiamo immediatamente nelle SA o nelle SS. Così per tutta la vita non saranno mai più liberi. Parallelamente all'educazione del soldato procede il livellamento intellettuale. I libri che non si adeguano al nazismo vengono bruciati. Solo nell'esilio Albert Einstein può ancora parlare di libertà spirituale. Wie sagt das Frieden? There would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur and no Liebknecht. Die Völker der Erde stehen heute an einer großen Kulturwende. Wir Deutschen haben die heilige Sendung, die Pforte der neuen Zeit als erste zu suchen. I popoli della terra sono oggi di fronte a un grande rivolgimento culturale. Noi tedeschi abbiamo la sacra missione di varcare per primi la soglia dei tempi nuovi. In Shakespeare wird dem germanischen Geist Non a caso il cortigiano Laerte si sente attratto da Parigi, l'umanista Orazio si sente più che romano, ma la patria spirituale di Amleto è Wittenberg. Wir fragen nach dem Verhältnis der religiösen Heil. Ci chiediamo quale sia il rapporto fra il concetto religioso della salvezza nell'antico arianesimo indiano e il concetto della salvezza cristiano. Hitler stesso, in un colloquio con Rauschning, ha ammesso che il concetto di razza non è scientifico, eppure così minacciava. Con questo concetto il nazionalsocialismo condurrà la sua rivoluzione finché un nuovo ordine sarà stabilito nel mondo. Il Terzo Reich
proclamò sempre l'ideale di una razza superiore nordica, bionda e dagli occhi azzurri, predestinata a dominare nel mondo. Nella stessa Germania questa razza costituisce una minoranza, un'elite, un ordine. Questa teoria doveva giustificare la rivendicazione nazista del potere e la lotta spietata contro le cosiddette razze inferiori. Giovanni von Leers, oggi perito antisemita in Egitto, nel 1900 cancelliere tedesco, un odiato ebreo. L'ariano puro è biondo come Hitler, grande come Goebbels, slanciato come Göring e Streicher. In occasione del Reichsparteitag nel 1935, questo principio razzistico diventa legge. Il 15 settembre il Reichstag viene convocato in seduta speciale a Norimberga e accetta all'unanimità le leggi sugli ebrei, dimostrando così, secondo le parole di Hitler, la riconoscenza al partito sotto le cui insegne la Germania ha riconquistato la propria libertà. I 13 decreti d'applicazione delle leggi di Norimberga non fanno che rendere sempre più feroce la persecuzione degli ebrei nel Terzo Reich. Passo passo, da questo momento, si prepara allo sterminio fisico degli ebrei e se ne mina lentamente la forza di resistenza. Tutti i tedeschi di origine ebraica vengono privati della loro cittadinanza. Matrimoni fra ebrei e non ebrei sono proibiti e chi non è di razza ebraica non può più lavorare presso ebrei. La legge stabilisce che va trattato come ebreo anche chi è di razza mista. I beni degli ebrei devono essere denunciati al fine di poterli più tardi sequestrare facilmente e le aziende ebraiche passano in mani ariane. I passaporti degli ebrei vengono contraddistinti con una I lunga. Ogni ebreo tenuto a presentare in ogni occasione una carta di riconoscimento senza esserne sollecitato viene trattato come tale. La classificazione severa del popolo tedesco in persone di sangue tedesco, meticci di primo e secondo grado ed ebrei, creò le premesse legali per le misure contro i semi-ebrei. Sette anni dopo la pubblicazione di questo commento avrà luogo all'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich una conferenza presieduta dall'incarizzazione e la gassificazione dei cosiddetti inetti alla vita. In uno di questi si può ascoltare: noi uomini negli ultimi decenni abbiamo trasgredito gravemente a questa legge della selezione naturale. Non solo abbiamo conservato la vita agli invalidi, ma ne abbiamo anche assicurata la riproduzione. Un malanno simile si sarebbe potuto evitare se già nel passato si fosse impedita la riproduzione degli individui ereditariamente tarati. Impedire la riproduzione di una specie malata è un dovere morale, è una prova di amore del prossimo, di altissimo rispetto delle leggi naturali volute da Dio. Estirpando le male erbe si promuove lo sviluppo degli elementi più preziosi. Nel passato i grandi criminali riconosciuti semi-infermi di mente non venivano puniti, ma ricoverati in ospizio. Ciò denotava una completa ignoranza delle leggi naturali e un falso concetto del cristianesimo. A questo scopo si spendevano somme enormi, somme con le quali noi potremmo favorire molti figli intelligenti del nostro popolo. Con un tale sistema si sfruttava il patrimonio pubblico, ma ancora peggiore era lo sfruttamento dello spirito e dell'anima tedesca, perché credevamo che nel sacrificio a favore dei più deboli si manifestasse la nostra grandezza. La cura e il soggiorno dei figli di una famiglia colpita da malattie ereditarie sono costate fino ad oggi 154.000 marchi. Quanti individui sani avrebbero potuto costruirsi una casa con questa cifra? La percentuale di malati di mente è straordinariamente alta fra gli ebrei.
cittadini tedeschi sani devono lavorare anche per loro. Se oggi riusciamo a ristabilire artificialmente la grande legge della selezione con mezzi umani, avremo così ristabilito il rispetto delle leggi del Creatore e di nuovo ci chineremo davanti al suo ordine. Cinica, come tutta questa propaganda, è una dichiarazione di Eichmann sul problema ebraico e sulle pratiche del Terzo Reich. Anche per Himmler la questione ebraica era un diversivo propizio per sviare l'attenzione da altre cose spiacevoli. Appena venivano a galla manchevolezze di altra natura, immediatamente, a quell'epoca almeno, si ricorreva al problema ebraico e non si pensava più al resto. Non solo Himmler faceva così, ma anche i Gauleiter e ognuno che fosse investito di un'autorità superiore. La grande carriera di Eichmann ebbe inizio con l'annessione dell'Austria. Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen. Uomini e donne tedeschi, in pochi giorni una rivoluzione è avvenuta in seno alla comunità tedesca, che oggi vediamo in tutta la sua estensione, ma la cui importanza potrà essere valutata soltanto dalle generazioni future. Io annuncio oggi la nuova missione di questo Paese. Questa missione è conforme all'ordine che un giorno chiamò qui i coloni tedeschi da tutte le parti del vecchio Reich. La Prussia orientale, la più vecchia marca del popolo tedesco, sarà d'ora in avanti il più giovane baluardo della nazione tedesca e quindi dell'impero germanico. A Vienna, Eichmann istituisce una centrale per l'emigrazione ebraica. Per la prima volta egli ricorre alle minacce di arresto preventivo nei campi di concentramento, di confisca di beni degli ebrei e di emigrazione forzata. In una proposta di avanzamento per Eichmann si mette in evidenza la sua iniziativa e la sua durezza nell'opera di liberazione dell'Austria dagli ebrei e si parla degli enormi beni patrimoniali così assicurati al Reich. Il 10 novembre 1938, mentre Eichmann è a Vienna, il suo superiore Heydrich organizza la Notte di Cristallo, un pogrom in tutta la Germania. In questa circostanza 815 negozi vengono saccheggiati, 20.000 ebrei trascinati nei lager, 191 sinagoghe date in preda alle fiamme. Oltre a tutto ciò, gli ebrei devono pagare i danni e versare alle casse del Reich 1 miliardo di marchi. Dopo la decisione su questa punizione collettiva, Göring così si esprimeva: io non vorrei essere un ebreo della Germania. Il 30 gennaio 1939 Eichmann è promosso Hauptsturmführer. Da questo momento egli è a capo di tutta l'emigrazione ebraica. Lo stesso giorno Hitler per la prima volta parla dello sterminio degli ebrei. Prozentsatz Nutznießer am Körper und an der produktiven Arbeit anderer Völker zu sein. Das Judentum wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, wie es andere Völker auch tun. Oder es wird früher oder später einer Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum... Se la finanza ebraica internazionale Europa e fuori dovesse riuscire a trascinare ancora una volta i popoli in una guerra mondiale, il risultato non sarà la vittoria del mondo semita, ma la distruzione della razza ebraica in Europa. Hitler stesso diede inizio alla guerra. La sorte di una famiglia ebraica dimostra di quale genere fossero le misure applicate. Nel febbraio del 1849 David Isaac Cohen
riceveva la cittadinanza di Altona. Il suo nipote Siegfried Daniel Cohen, sottufficiale dell'esercito tedesco, cadeva in Francia nel 1918. Il fratello di Siegfried, Leone, riceve la Croce di Ferro. Nel 1938 Leone Cohen scrive a parenti all'estero chiedendo dove deve emigrare. Quale paese è disposto ad ospitare un uomo con moglie e bambini che non è più in grado di rifarsi un'esistenza dopo aver pagato i tributi richiesti da Eichmann? Finita la guerra, i parenti apprendono che Leone e Adele Cohen vennero deportati a Theresienstadt e non fecero più ritorno. Nel 1946 si viene a sapere che tutta la famiglia è stata trasferita nel 1944 ad Auschwitz e qui vi scomparsa. Nel 1955 i Cohen vengono dichiarati morti dal Tribunale di Amburgo. Nel 1956 il nipote di Leone Cohen riconosce un paio di cucchiai e forchette come appartenenti agli zii. 1131 grammi d'argento. Tutto quanto è rimasto di questa famiglia. Soltanto la conquista di nuovi territori permette a Hitler di realizzare il piano di un nuovo ordine europeo basato su principi razzisti. Nel marzo 1939 le truppe di Hitler entrano a Praga. La Cecoslovacchia sarà il primo paese di popolazione non tedesca assoggettato da Hitler. Goebbels, ministro della propaganda di Hitler, dichiara: vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem Entschlusse Ausdruck gegeben. La sorte della Cecoslovacchia è affidata ormai al Führer del Reich. Il Führer, in base a questa dichiarazione, manifesta la sua intenzione di accogliere il popolo cecoslovacco sotto la protezione del Reich e di garantirne lo sviluppo autonomo secondo le proprie tradizioni e i suoi costumi. Ciononostante, subito dopo l'ingresso delle truppe tedesche ha inizio il terrore. Anche a Praga Eichmann istituisce una centrale per l'emigrazione ebraica ed esige dalla comunità una quota giornaliera di emigranti. Il blocco di capitali, l'espropriazione di aziende ebraiche e il licenziamento di impiegati ebrei dà l'avvio allo stato di miseria della popolazione ebraica voluto dalle SS. Il 1 settembre 1939 Hitler aggredisce la Polonia. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Die Erde ist ein Wanderpokal. Discorso di Hitler. La terra è una coppa data in premio a quei popoli che la meritano, che nella lotta per l'esistenza si dimostrano abbastanza forti per garantirsi una base di vita. Chi vuol vivere deve sapere affermarsi e chi non si afferma e non è capace di imporsi non è degno di vivere e dovrà scomparire. La terra non è qui per i vivi, non per i deboli e non, bensì per coloro che se ne impossessano. In 16 giorni Hitler ha sconfitto la Polonia e Hans Frank ne assume il governo. Frank e i suoi accoliti iniziano immediatamente l'oppressione sistematica e la rapina del popolo polacco. Cinicamente Frank dichiara che i polacchi non hanno che una sola consolazione, quella di sapere che gli ebrei stanno peggio. La germanizzazione della Polonia avviene sistematicamente. Un assistente di Himmler propone di costringere i polacchi a limitare le nascite, a concedere loro una sola scuola popolare di 4 classi col seguente programma di insegnamento: contare fino al 500,
scrivere il proprio nome, insegnare che Dio esige l'obbedienza ai tedeschi, come pure l'onestà, la diligenza e la buona condotta. Saper leggere non è necessario. Nell'ottobre 1939 Himmler diventa commissario del Reich per il consolidamento della nazione tedesca. Egli dovrà cercare di ricondurre nel Reich i tedeschi domiciliati all'estero, eliminare i cosiddetti influssi stranieri nel Reich e fondare nuove colonie tedesche nei territori occupati. Così, nell'ambito di questo programma, 40.000 tedeschi baltici in Boemia e Moravia e 70.000 contadini cecoslovacchi dovranno essere strappati alla loro zolla. Il 30 gennaio 1940 Eichmann partecipa a un colloquio sul trasferimento di 87.000 polacchi ed ebrei. Come esperto dei problemi di evacuazione e trasferimento, Eichmann è reso responsabile dell'espulsione delle minoranze non tedesche nel Terzo Reich. I deportati e gli oppressi sono dapprima soggetti da schiavi. Gli ebrei maschi devono per la durata di 2 anni essere occupati in lavori pubblici. Presso il comando di lavoro di Varsavia essi lavorano per imprese private tedesche e ricevono 2 marchi al giorno. Nel 1942 vengono licenziati, visto che le imprese non vogliono più mantenerli. Con l'aggressione dell'Unione Sovietica la guerra assume aspetti più brutali. Hitler ordina alla Wehrmacht l'esecuzione o la consegna alla Gestapo di tutti i commissari o funzionari comunisti. Himmler e Heydrich estendono il decreto a tutti gli ebrei russi. Gruppi speciali, detti Einsatzgruppen della polizia di sicurezza, eseguiscono fucilazioni in massa di prigionieri russi. Ogni prigioniero dall'aspetto ebraico viene condannato a morte. D'accordo con Heydrich, Eichmann inizia nell'autunno 1941 la deportazione di ebrei nei territori in cui vigono le disposizioni di questo decreto. Heydrich ha ricevuto da Göring l'autorizzazione a realizzare la soluzione finale del problema ebraico, secondo il progetto sottoposto nel gennaio 1942 nella conferenza di Wannsee ai rappresentanti dei diversi ministeri. A proposito di questa conferenza, Eichmann dichiara prima del processo: Der offizielle. Getötet wurde schon vorher. Ja, aber Sie haben ja schon 1941, Jawohl. ungefähr im November dort oder was, in Auschwitz, dass diese Gasvergasungsapparate schon gearbeitet haben. Jawohl, jawohl, stimmt. Und die Wannsee-Konferenz war 42? 42. Jetzt aber, wieso? Denn es war eine Ermächtigungskonferenz gewesen, das heißt eine Ermächtigungskonferenz, eine Konferenz gewesen, wo Heinrich seine Ermächtigung bekannt gab, wenn schon getötet worden ist. Und es wurde getötet, denn ich habe ja doch Müller berichtet, nach 1941, nach dem Kriegsausbruch mit Russland, überlege ich jetzt, was war, ja, gut, das passen wir nicht strafbar zusammen. Alla conferenza di Wannsee, Heydrich autorizzò la concentrazione degli organi preposti alla repressione. Ora gli ebrei sono animali da preda. Si organizzano pogrom. Gli ebrei vengono acciuffati nelle strade e condotti alla morte.
Himmler ispeziona personalmente il lager di Minsk. A proposito delle misure antisemitiche, egli dichiara: ci sono battaglie che non possono essere combattute dai posteri. In Cecoslovacchia Heydrich dirige le operazioni terroristiche. Il capo della Gestapo è anche protettore sostituto del protettore del Reich in Boemia e Moravia. Patrioti cecoslovacchi il 29 maggio 1942 lanciano una bomba a mano di origine inglese nella sua automobile. Heydrich soccombe in seguito alle ferite riportate. La sua morte sarà vendicata con una strage. 1339 persone sono giustiziate a Praga e Brünn. 3 convogli ferroviari stracarichi di ebrei lasciano la Cecoslovacchia e scompaiono senza lasciar traccia. Mentre in Polonia si dà all'azione per la soluzione finale il nome di Einsatz Reinhardt, per onorare la memoria di Heydrich. Col pretesto che alcuni degli autori dell'attentato hanno trovato rifugio nel villaggio di Lidice, Hitler ordina l'uccisione di tutti gli uomini del luogo e l'internamento delle donne in un campo di concentramento, la distruzione del villaggio col fuoco e la consegna dei bambini atti ad essere germanizzati alle famiglie di SS nel vecchio Reich. Nel dopoguerra si rinviene in un archivio nazista un rotolo di film con la soprascritta "Fotografie culturali istruttive" e le riprese dell'incendio e della distruzione completa di Lidice. Eichmann riceve il 20 luglio 1942 un telegramma da Lodz. Gli si chiede che cosa si deve fare degli 88 bambini di Lidice che non possono essere germanizzati e aspettano a Lodz che si decida della loro sorte. La responsabilità della soppressione nei lager spettava ad Eichmann. Eichmann partecipò anche direttamente alla creazione del ghetto di Theresienstadt, che egli presentava ai visitatori stranieri come una casa per vecchi ebrei. In realtà Theresienstadt era un lager di transito per ebrei deportati dalla Germania. Migliaia vi perirono, poiché in questa piccola cittadella che contava in origine 7.000 abitanti erano ammassate 80.000 persone. Migliaia di ebrei vennero inviati ad Auschwitz per esservi distrutti. Dagli ordini del giorno di Theresienstadt si rileva come avvenivano i trasporti. Molti ordini del giorno descrivono l'ispezione a Theresienstadt da parte di Eichmann. L'ispettore attenta all'inoltro di un'istanza tendente ad allentare il blocco postale. Inoltre egli approva il tipo delle cuccette a 2 piani riunite in gruppi di 4. Eichmann trova sempre il tempo di occuparsi dei più minuti particolari. Nel dicembre 1940 Eichmann viene a sapere per via indiretta che 2 ebrei aspirano a posti di docenti nell'Afghanistan. Nel febbraio 1941 egli comunica al Ministero degli Esteri di aver provveduto al loro invio in Polonia. Günther, sostituto di Eichmann, vieta a 2 ebree munite di passaporto svizzero di lasciare la Germania perché troppo bene informate sullo sterminio degli ebrei.
Un ebreo olandese ha la possibilità di salvarsi riparando in Italia. Eichmann immediatamente la fa deportare all'est. Andreas Michaelis di Berlino, sposato a una cittadina svizzera, potrebbe salvarsi in Svizzera. Eichmann personalmente ne impedisce l'uscita dalla Germania. Allorché una signora Flora Bücher supplica di lasciarle emigrare nella Francia non occupata col bambino di 8 anni, Eichmann vi si oppone in vista della prossima soluzione finale. Intanto nei ghetti si prepara in grande stile la soluzione finale. In tutta l'Europa orientale vengono creati ghetti le cui mura separano per sempre gli ebrei dalla vita normale. Il ghetto è la preparazione all'annientamento fisico degli ebrei, perciò sin dagli inizi i ghetti vengono situati lungo le linee ferroviarie. Chi non vi muore deve poter essere trasportato facilmente in un campo di sterminio. Hitler parla continuamente della potenza finanziaria internazionale ebraica, ma il suo terrorismo colpisce innanzitutto la gente modesta, il proletariato ebraico disoccupato. Nell'Oriente pidocchioso, come si diceva con sprezzo, batte il cuore del giudaismo. Qui gli stivali delle SS calpestano un mondo di grande ricchezza spirituale. Comunità antichissime, centri di erudizione, di pietà, di vita patriarcale vengono eliminati. I nazisti stessi girano film nei ghetti polacchi sull'inferno che preparano alle loro vittime, ma non osano presentarli pubblicamente. Inventano delle scene per la loro propaganda. Emanuel Ringelblum, l'autore della storia del ghetto di Varsavia, ha descritto alcune di queste riprese. Si fa rubare una pagnotta a un ragazzo e fuggire dai compagni che dovrebbero nasconderlo insieme con la refurtiva. In realtà nei ghetti non c'è pane e le sentinelle disposte lungo le mura sparano su chiunque tenti di introdurre viveri. Il piano delle riprese però prevede che il ragazzo venga arrestato da poliziotti ebrei dell'amministrazione del ghetto. Poi arriva un SS che lo libera. Purtroppo l'ultima scena non è stata conservata. Nell'ufficio del Consiglio ebraico i cineasti portano vino e le cornie per far credere al popolo tedesco che gli ebrei stanno bene. Parecchie persone vengono portate a coppie davanti alla camera d'appresa. Si vorrebbe contrapporre un povero a un sedicente ricco. Ma gli sguardi di questa gente esprimono ben altro di quello che vuol ritrarre l'operatore. In quegli occhi si vede il dolore dell'uomo umiliato. Questa gente sa di essere fotografata per scopi ignoti e certamente indegni e che dopo le riprese l'aspetta la morte. La Berliner Illustrierte utilizza parte di questo materiale per una serie di articoli dal titolo insolente, Ebrei fra loro. Vi vengono presentate debitamente predisposte le immagini di un finto benessere a cui si contrappone la miseria dei ghetti. La verità sul ghetto è un'altra. La verità è che le misure naziste hanno costretto gli ebrei a vivere entro limiti tanto esigui da provocare inevitabilmente malattie ed epidemie. Infatti il Terzo Reich aveva condannato a morte tutti quelli che venivano rinchiusi nel ghetto. Prima si è cercato di affamarli. Nel ghetto si ha fame perché gli ebrei sono costretti a lavorare in condizioni di schiavitù.
Si ha fame perché gli ebrei ricevono solo una parte della razione alimentare polacca e la pagano il doppio. I profughi che vengono portati ogni giorno nel ghetto vivono di un piatto di brodaglia e di un pezzo di pane. Spesso non trovano né tetto né cibo. Il ghetto di Varsavia che vedete qui era ancora il migliore. In tutte le strade del ghetto si incontrano bambini stracciati. Cercano inutilmente i loro familiari uccisi dalle SS. Un ragazzo undicenne, anch'egli scomparso durante un'azione di rappresaglia, ha lasciato un diario in cui sogna di un mondo dove i bambini possano vivere senza paura, dove non si spara sulla gente solo perché è ebrea. I bambini del ghetto conoscono più la morte che i giochi. Così si avvera un discorso che Hitler tiene in quei giorni al Reichstag tedesco. Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Ricorderete ancora la seduta del Reichstag in cui dichiarai: se il giudaismo crede di poter provocare una guerra mondiale per sterminare le razze europee, il risultato sarà non lo sterminio delle stirpi d'Europa, bensì quello degli stessi ebrei. Hanno sempre riso di me come profeta, ma di quelli che un tempo ridevano, molti oggi non ridono più, e quelli che ancora ridono lo faranno forse per poco. Spesso le SS sbarrano le strade e spingono tutti quelli che riescono ad acciuffare al posto di smistamento per la deportazione. Così comincia l'ultimo viaggio. Durante l'intero periodo della dislocazione, nel ghetto continua il terrore nazista. Le SS trovano sempre nuovi pretesti per giustiziare gli ebrei. Il commissario alle dislocazioni, Eichmann, si reca personalmente nel ghetto di Varsavia per sottoporre a particolari punizioni gli stranieri. Trova perfino tempo di sorvegliare i trasferimenti e di trattare qualche caso speciale. In parecchi ghetti ordina esecuzioni pubbliche alla presenza di tutti gli abitanti. In molti ghetti si arriva all'insurrezione. I giovani rifiutano l'alternativa tra la morte per fame e la deportazione.
È una lotta senza armi sufficienti e senza speranza di vittoria, ma non vogliono essere trattati come bestie da macello, vogliono contrattaccare. A Varsavia per 2 volte i tedeschi devono fuggire dal ghetto e solo dopo un mese di combattimenti le SS del generale Stroop riescono a domare l'insurrezione. E solo 4 mesi dopo la distruzione del ghetto di Varsavia, la voce della ribellione si spegne fra le rovine. Ovunque in tutta la Germania e i paesi occupati, gli incaricati di Eichmann organizzano i trasporti. Dalle cittadine francesi e dai villaggi della Grecia, dall'Olanda e dalla Norvegia, dai Balcani e dai paesi baltici, convogli umani si avviano verso l'est. In tutti i paesi gli sgherri di Eichmann danno la caccia alla popolazione ebraica. Eichmann vigila affinché i treni partano secondo il programma. All'arrivo dei convogli nei lager si stabilisce chi deve essere mandato subito a morte e chi può mettere a disposizione le sue ultime forze per le fabbriche annesse ai lager. La lista più completa dei morti del campo di Auschwitz contiene i dati di 3 trasporti arrivati alla fine di gennaio 1943. Di 5.022 persone, 4.092 vennero uccise subito. Delle altre 930, solo 44 sopravvissero alla guerra. Ai nuovi arrivati l'SS Fritsch rivolgeva questo saluto. Qui non vi trovate in un sanatorio, ma in un campo di concentramento dal quale non si esce che attraverso il camino. Se ciò non vi accomoda, il meglio che possiate fare è di gettarvi sui fili ad alta tensione.
I candidati alla morte di 26 paesi sono privati della propria identità e del nome. Non saranno d'ora in poi che un numero, tatuato sul braccio. Oltre 1 milione di bambini cadono vittime della soluzione finale. Alla fine della guerra, nei paesi liberati, quasi non c'è più un bambino d'età inferiore ai 10 anni. Migliaia di prigionieri di Auschwitz lavorano nella fabbrica Buna. Esiste un calcolo sui guadagni realizzati dallo sfruttamento dei prigionieri. Per ogni prigioniero le SS ricevono un indennizzo di prestito di marchi 6 e calcolano 70 pfennighe per vitto e vestiario. Calcolando che la vita di un prigioniero può durare in media 9 mesi, le SS realizzano un guadagno di marchi 1431 su ogni individuo. A ciò va aggiunto un guadagno netto di marchi 200 risultante dall'utilizzazione del cadavere, oro dei denti, valori, abiti, denaro in contanti, dedotte le spese di cremazione di marchi 2. Il prigioniero dei lager deve lavorare fino al completo esaurimento mentre patisce la fame. Egli è lasciato all'arbitrio delle guardie e sotto la minaccia continua di punizioni barbariche. Comunque egli è votato alla morte. Ma Eichmann parlerà negli atti di decesso ufficiali di morte dovuta a collasso del miocardio, nonostante l'abbondante somministrazione di cordiali. Nei campi di sterminio si gassificavano giornalmente migliaia di individui. Le vittime erano convinte di recarsi al bagno, venivano provviste di pietre che assomigliavano al sapone, mentre i bambini ricevevano delle caramelle. Si privavano dei denti i cadaveri e le parti d'oro venivano inviate alla Reichsbank insieme agli altri valori sottratti. Ad Auschwitz 40 uomini si occupavano del trattamento dei denti e in certe giornate fondevano fino a 12 kg d'oro. Ad Auschwitz esistevano 35 depositi di abiti ed effetti delle vittime. Tra il 1 dicembre 1944 e il 15 gennaio 1945 da Auschwitz si spedirono in Germania 99.922 abbigliamenti completi per bimbi, 192.652 abbigliamenti per donne, 22.269 abbigliamenti per uomini. Il soccorso invernale del popolo tedesco si lamentava nel gennaio 1943 presso l'amministrazione tedesca di Lodz che i capi di vestiario del lager di Kelmo recavano ancora macchie di sangue e che non tutte le stelle ebraiche erano state tolte. Le fabbriche della morte lavoravano senza tregua. La distruzione di 2000 individui durava 25 minuti. I cadaveri venivano bruciati in immense stufe, la cenere accumulata in fossati.
da waren Jugendliche, die mussten sich ausziehen. Und dann fuhr ein Lastwagen vor, der ganz geschlossen war, wo vorne die Türen aufgemacht wurden und fuhr gewissermaßen bis an eine Rampe ran. Und da mussten jetzt nun die nackten Juden reingehen. Dann wurde der Wagen zugemacht. In Israele Eichmann dichiarò: io so soltanto d'avere visto questo. In un locale gli ebrei dovevano svestirsi. Poi passava di lì un autocarro completamente chiuso che s'avvicinava con la porta posteriore aperta a una rampa dalla quale gli ebrei nudi entravano nel furgone. Fu allora che vidi la cosa più terribile di tutta la mia esistenza. L'autocarro si portò sull'orlo di un lungo fossato. Le porte vennero aperte. Parevano vivi, tanto le membra erano ancora flosce. Vidi davanti a me un civile che con una tenaglia strappava i denti. Dovetti fuggire. Eichmann è il solo responsabile di queste operazioni. L'inviato tedesco a Belgrado chiese un giorno che cosa si doveva fare degli ebrei serbi, visto che non c'erano treni per deportarli all'est. Sul suo telegramma è stato annotato: Eichmann propone la fucilazione. Una proposta di Eichmann significa la morte di 10.000 ebrei. Tale era la sua potenza. Se n'ebbe esempio anche in Ungheria. Come capo del comando operazioni speciali a Budapest egli viene insignito dell'ordine della Croce di Ferro. Appena la situazione dei tedeschi in Ungheria accenna a peggiorare, il capo dello Stato, Horthy, fa un tentativo per impedire la deportazione degli ebrei. I rappresentanti della Svezia e della Svizzera a Budapest rilasciavano agli ebrei i documenti coi quali essi potevano emigrare. Il diplomatico svedese Wallenberg rilasciava lettere di protezione e prendeva in affitto case in cui gli ebrei potevano vivere protetti dalla bandiera svedese. Eichmann informò allora la Croce Rossa svedese che avrebbe fatto fucilare quel cane ebreo di un Wallenberg. L'inviato svedese a Berlino se ne lamentò con le autorità tedesche, ma il Ministero degli Esteri lo invitò a non voler prendere sul serio dichiarazioni del genere. In Ungheria Eichmann continuò di propria iniziativa ad uccidere anche dopo l'ordine di Himmler di cessare il massacro per poter trattare con gli alleati. In Ungheria egli negoziò anche l'offerta di Himmler di scambiare 1 milione di ebrei con 10.000 autocarri e inviò un ebreo a Istanbul per trattare con le potenze occidentali. Egli tentò in seguito di costringere gli avversari ad accettare lo scambio, facendo funzionare durante le trattative i mulini di Auschwitz. Soltanto la sconfitta tedesca ostacolò i suoi piani per lo sterminio degli ebrei in Europa. Il 1945 segna il crollo del Terzo Reich. La disfatta impedisce la piena attuazione della soluzione finale. I criminali di guerra tentano di fuggire oppure si nascondono con documenti falsi fra i soldati che vengono avviati in prigionia. A Norimberga i capi superstiti del Terzo Reich sono giudicati da un tribunale internazionale. Vengono provati i loro delitti contro l'umanità e le SS sono bollate come un'organizzazione criminale. Molti imputati fanno un nome che era rimasto fino allora ignoto al grande pubblico: Adolf Eichmann. Anche i comandanti dei campi di concentramento escono ora dall'anonimo. Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, responsabile della morte di almeno 2,5 milioni di uomini.
Ilse Koch, la moglie del comandante di Buchenwald, che fabbricava paralumi con la pelle umana, gli aguzzini dei prigionieri di Majdanek e di Struthof, Ravensbrück e Belsen. Essi non hanno potuto cancellare le loro tracce e testimoni dei loro delitti depongono contro di essi. Anche in questi processi il nome di Eichmann si ripresenta continuamente. Vengono raccolti documenti sulla colpevolezza di Eichmann. L'archivio Yad Vashem di Gerusalemme consegna alla polizia di Israele i documenti decisivi per l'accusa. Eichmann e i suoi subalterni distrussero le copie delle proprie lettere, ma dimenticarono di pretendere altrettanto dai destinatari. I combattenti superstiti della resistenza nei campi di concentramento e nei ghetti dell'Oriente fondano un proprio kibbutz in Israele. Essi costituiscono un museo della resistenza ebraica dove sono documentati i patimenti dei loro fratelli morti. Parecchi testimoni del processo Eichmann hanno cominciato qui una nuova vita, ma il ricordo del passato non si cancella. Isacco Zuckerman, l'ultimo comandante del ghetto di Varsavia, parla della lotta da lui diretta. הגרמני האכזרי. כמחצית האלף נלחמו בתוך חומות ורשה בימי מרד אפריל. מאות נפלו, קרוב ל100 בתוך הבונקר המרכזי במילה 18. Migliaia di ebrei combatterono in terra polacca contro l'inumano nemico tedesco. Circa 500 si batterono fra le mura di Varsavia nei giorni dell'insurrezione di aprile. Centinaia sono caduti. 120 riuscirono a fuggire e ad arrivare attraverso le fogne nell'area ariana della città. Parte di loro combatté poi con i partigiani sul fiume Bug. Molti lottarono in seguito nella parte ariana di Varsavia e durante l'insurrezione polacca dell'agosto 1944. Ecco il triste bilancio di questa lotta. Una decina di sopravvissuti che oggi si trovano in Israele, in Polonia e negli Stati Uniti. המר שלנו, של הארגון היהודי הלוחם לאחר מלחמת העולם, ברחבי העולם נשארו ממאות הלוחמים כמניין חברים, בישראל, בפולין, בארצות הברית. La moglie di Zuckerman, Silvia Lubetkin, che lo al suo fianco. Uno speciale capitolo della Seconda Guerra Mondiale è certo rappresentato dalla donna ebrea, sia per le sofferenze patite, sia per l'eroismo di cui diede prova. Può esserci strazio maggiore per una madre che assistere all'uccisione del proprio bimbo sbattuto dai tedeschi sul marciapiede? Ma anche nella resistenza, nel movimento clandestino, le donne ebree si distinsero particolarmente. Furono esse che stabilirono il collegamento fra ghetto e ghetto, esse che introdussero di contrabbando armi nei ghetti. Furono esse che si batterono accanto ai loro uomini sulle mura del ghetto di Varsavia dato alle fiamme. Anche i tedeschi, per esempio Stroop, fecero speciale menzione nei loro rapporti delle donne ebree. Stroop sottolinea il loro eroismo, soprattutto quello delle donne che facevano parte dell'associazione chiamata Ech Halutz, dei pionieri di Israele. Wegen Aufstand Warschauer Ghetto hat untergestrochen die Herrlichkeit von den jüdischen Frauen, speziell von den Chalutzot, von den Frauen von der Chalutzscher Bewegung. Nel museo del kibbutz, Jakob Wiernik ha costruito un modello del campo di Treblinka. È uno dei 7 superstiti di Treblinka e fu tra i capi della rivolta contro le SS. Egli racconta: il 22 agosto 1942 la mia strada fu invasa dai tedeschi. Ci portarono per lo smistamento a Varsavia. Là fummo caricati in vagoni e trasportati a Treblinka. Il viaggio di 70 chilometri durò 24 ore.
La prima cosa che mi si presentò agli occhi furono i campi di Treblinka cosparsi di cadaveri. C'erano allora solo 3 camere a gas e non tutte le vittime potevano essere centramento. Dichiarazione di Eichmann. Dann fuhren wir von Lublin. Ich weiß nicht mehr, wie diese Stelle heißt. E poi partimmo da Lublino, come si chiama quel luogo. Proprio non ho idea dove ci recammo, non lo so più, ma anche questo penso che sia possibile accertarlo. Eichmann è un nuovo tipo di assassino. Uccide apponendo la sua firma in nome del sistema. Le vittime sono per lui solo nomi e numeri che svaniscono nei documenti. La carta non sanguina. Egli non sopporta la vista degli uccisi. Io non ho una natura forte. Quando mi capita di vedere una persona con una ferita aperta, non posso guardare. È questa la categoria di uomini a cui appartengo, tanto che spesso mi si dice che non avrei potuto fare il medico. L'accusa contro Eichmann è l'accusa di tutte le sue invisime. Io non sono solo di fronte a voi, o giudici, dice il procuratore generale. Dietro di me si levano 6 milioni di uomini la cui voce fu soffocata e le cui ceneri il vento ha disperso. È la prima volta che viene formulata un'accusa di sterminio d'un popolo intero. Vi riconoscete colpevole? Nel senso dell'accusa, non colpevole. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Eichmann cerca di respingere da sé la responsabilità. La soluzione finale del problema ebraico, voglio qui intendere il particolare incarico che Heydrich ad esempio ricevette e per adoperare il termine più crudo, lo sterminio, non fu una legge del Reich, bensì un ordine del Führer, un cosiddetto ordine del Führer. E Himmler, Heydrich e il capo dell'ufficio amministrativo si assunsero quali capi l'esecuzione di tale ordine. Secondo la concezione giuridica di allora, generalmente diffusa, vigeva questo principio: le parole del Führer hanno vigore di legge. È cosa nota e valse non soltanto in questo, ma in tutti i casi. Ne ci poté essere anche da parte delle autorità centrali altra interpretazione. Le parole del Führer hanno vigore di legge, così fu sempre e dovunque. Eichmann si richiama al fatto che nel Terzo Reich il diritto era stato abolito. Egli accusa perciò i giuristi e le migliaia di cittadini che eseguirono gli ordini delittuosi. Egli tenta di atteggiarsi a piccolo impiegato coscienzioso, ma egli stesso impartiva gli ordini. Anche nel Terzo Reich il firmatario di uno scritto era responsabile del suo contenuto. Eichmann non ha mai fatto uso del suo diritto di esprimere in una annotazione a un documento un'opinione divergente. Io non ero altro che un piccolo membro delle SS e dell'ufficio centrale di sicurezza del Reich, accurato, corretto, zelante e animato solo da impulsi ideali verso la mia patria, cui avevo l'onore di appartenere. Mai sono stato nel mio intimo un porco e un traditore. Uno scrupoloso esame di coscienza mi porta a constatare che io non sono stato né un assassino né un massacratore, né lo sono stati i miei diretti sottoposti. Ma per attenermi alla pura verità vorrei incolpare me stesso di avere contribuito allo sterminio perché trasmisi, lo ammetto, ordini di deportazione a me pervenuti e perché almeno una parte delle persone deportate furono uccise, anche se da reparti con cui nulla ebbi a che fare. Ho detto che vorrei incolparmi d'avere contribuito allo sterminio, volendo giudicare me stesso con durezza e senza riguardi. Solo non vedo chiaramente se possa essere autorizzato a farlo dai miei subalterni. A tale riguardo continuo infatti a trovarmi in un conflitto interiore, giacché io non posso, lo si deve ben comprendere, data la posizione che ebbi di piccolo trasmettitore di ordini, essere più papista del Papa. Il mio atteggiamento personale nei confronti degli avvenimenti era la fede nello stato d'emergenza nazionale
proclamato da chi dirigeva il Deutsches Reich di allora, una fede sempre più forte nella necessità di una guerra totale, cosicché io dovetti credere in misura sempre maggiore alle continue proclamazioni dei capi del Deutsches Reich. Vittoria nella guerra totale o tramonto del popolo tedesco. Muovendo da un tale atteggiamento, io eseguii con coscienza pura e cuore tranquillo il dovere che altri mi imponeva. Con queste parole Eichmann riversa la colpa sul sistema, in nome del quale egli inviò alla morte milioni di uomini. Il processo contro Eichmann e le liste senza fine delle sue vittime mostrano dove conducono le idee totalitarie. Dal sanguinoso passato una nuova generazione apprende che vale sempre la pena di difendere i diritti dell'uomo contro le velleità di potenza totalitaria. Ogni nuova generazione significa per l'umanità possibilità nuove, perciò la fiamma del ricordo è anche luce di speranza.